Stiamo per confrontarci in commissione con i dipartimenti di prevenzione delle strutture delle aziende ULSS del Veneto in un momento particolare in cui l'attenzione sulla filiera agroalimentare da parte delle organizzazioni di produttori sta vedendo la protesta alla frontiera per richiedere garanzie da parte del governo ma anche da parte della regione in questo importantissimo e delicato settore. Stiamo parlando dei servizi di prevenzione e di controllo all'interno delle aziende sociosanitarie che svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini. In questo momento quindi dove la revisione della spesa potrebbe colpire anche questo settore, ci sentiamo in dovere di richiamare il Veneto, l'assessore Coletto in particolare, di salvaguardare questo servizio a rete che ha garantito fino ad oggi sicurezza per la popolazione e che dovrà continuare a farlo anche in futuro, magari con sistemi più evoluti e più coordinati, però questa deve essere e rimanere una priorità anche per il Veneto.